Eder. Mech. Pallister. Sebastiano, adesso non ti puoi rifugiare più dietro il suicidio, ti conviene trovare un killer alternativo. Hai già un'idea? Guarda, ci sono voluti 3 anni per arrivare a questo punto. Quanto tempo è stato perso? Questo mi sto domandando io. Devo precisare, nella ricostruzione, anche noi, io e i miei avvocati, Alice e Paolo Bevilacqua, ci siamo opposti all'archiviazione per suicidio. Di conseguenza adesso vedremo quando saranno disponibili queste relazioni. Io ho parlato con il mio avvocato, mi ha detto che loro hanno visto l'ultima pagina di questo e dopo vedremo quello che emergerà. Ti conviene trovare un killer alternativo. Hai già un'idea? Io ho le mie idee, certamente voglio vedere se collimano con quelle che sono, poi emergeranno le verità. Dici chi è allora che siamo curiosi. Io aspetterei. Tu lo conosci? Certo che conosco. Non so se questa morte sia stata accidentale o un incidente, bisogna vedere se strangolamento, si parla di strangolamento, oppure non lo so, qualcos'altro. Ti conviene trovare un killer alternativo. Hai già un'idea? Diciamo che ci sono dei sospetti, non è che ho la certezza matematica, però sono sospetti. No? Io sono stato sentito nei primi mesi del 2022, dopo non sono stato più sentito. Sì, qua poi sono cose che nascono col tempo, con tutto quello che... Per quello io sono stato nelle televisioni di qua e di là, no, ho sempre mostrato la mia faccia, sono sempre venuto. Sterpine, Sebastiano sa chi è il killer e tu lo sai anche? Una bella domanda. Risponderò non per copiare, che anch'io ho una mia idea, ma è difficile esporla perché in teoria e diciamo pure in pratica le prove devono essere ancora dimostrate, cosa che non è stata fatta finora, se vogliamo. Però gli indizi ci sono. Indizi che dimostrano tante incongruenze di quello che ha dichiarato il marito di Liliana e immediatamente prima e durante le sue apparizioni sia in televisione e soprattutto nelle interrogazioni da parte degli inquirenti. Lui ha iniziato col dire, ed è la cosa che mi ha spinto ad intervenire, se no io me ne sarei rimasto molto zitto all'inizio. Lui ha dichiarato per esempio che il loro era un idillio che durava da 30 e rotti anni, potrà essere stato così per i primi anni, ma negli ultimi diversi anni, almeno 5, l'idillio era scomparso totalmente, tanto che sono prove provate. Nelle ultime trasferte che loro facevano, lei chiedeva letti separati in camera, per esempio. Noi non parlavamo di certe cose perché aveva un certo pudore di dichiarare come era la sua vita matrimoniale, se vogliamo. È stato dichiarato diciamo, nel bed and breakfast che loro utilizzavano soprattutto negli ultimi mesi e anche anni, e la proprietaria lo ha dichiarato apertamente, che lei, Liliana, le aveva chiesto letti separati. A me diceva semplicemente che, e questo me l'aveva confermato e confessato, lei non faceva l'amore con suo marito da anni, da diversi anni, forse 5 o più. Queste parole di Liliana, smetto come l'ho sentita. Diciamo, questa storia d'amore non esiste perché non ci sono foto, questo, quest'altro. Però lui ha mancato di rispetto verso Liliana e verso di me e anche ai familiari, perché dicendo che loro facevano l'amore, che andavano in cantina, che facevano le accuzzi nudi nel coso, che diciamo che con le mani si potevano fare tante cose, cioè veramente sono cose sconvolgenti, sono parole dette da alcune persone così.
Adesso se sarà, vedremo se queste cose qua avranno un seguito, vediamo. Secondo Sterpin, Liliana diceva in giro che voi non avevate più rapporti da tanto tempo. Ma dai, per favore, dai. Noi avevamo progettato di andare in Brasile, c'è anche la documentazione dell'agenzia in cui avevamo progettato di andare in Brasile in febbraio. Adesso questo signore qua che tanto parla, tanto dice senza rispettare Liliana, viene fuori con queste cose qua. Io ho chiamato la banda degli onesti, perché sono tutti onesti e ognuno ha qualcosa da dire, da nascondere, da tante cose. Io per carità potrei parlare fino a certe cose, però voglio restare lì. Ce ne ho già 5 di querele dai vicini di casa per diffamazione aggravata. Cioè io parlando in televisione, loro mi hanno fatto querele, ne ho 5 e il processo il 19 di marzo siamo in tribunale. Cioè io non posso neanche parlare, parliamo ancora, loro si sono opposti al mio matrimonio. Loro hanno detto no, non vogliamo che Liliana sposi Sebastiano, qua e là una roba e l'altra. E Liliana ha detto guardate, io mi sono separato, divorziato da mia moglie con tanto fatica, con tanto dolore, per via dei figli, che comunque li ho radunati tutti quanti, ne abbiamo parlato, ho detto guardate, ho trovato una donna che mi sono innamorato, io sarò sempre con voi e così l'ho fatto. E di conseguenza poi non sono mai venuti al matrimonio, solo il fratello con la moglie e la figlia, ma i compleanni e questo non si sono mai fatti vedere. Di conseguenza io come posso accettare? Era in qualche maniera timida, si teneva per sé le cose brutte della famiglia di solito. Mi ha raccontato solo velatamente il disaccordo che c'era tra i suoi parenti, diciamo, e il marito che si era scelta, diciamo. D'altro canto è stata, cioè sopportava la cosa, eccolo, questa è la verità. Mi ha raccontato alcune cose che io dico che è pudore raccontarle, per quanto riguarda i loro rapporti, eccetera. E dopo non dirle. L'una, ecco, lei non poteva andare d'accordo con la famiglia di quello che è diventato suo marito, anche e soprattutto perché il figlio di Sebastiano, dopo aver vissuto con loro per mesi, per non dire per anni, al loro matrimonio si è presentato, forse dopo è successo, adesso non ricordo bene, al loro matrimonio si è presentato in bermuda e canottiera perché subito dopo doveva andare al bagno, ad un matrimonio del babbo. Si sta fermando quello che io ho sempre dichiarato dall'inizio, che mia sorella non si era suicidata. Ormai non si parla più di suicidio, ma di omicidio. Purtroppo ci sono più di 3 anni che c'è un assassino a piede libero. Hai dei sospetti, Sergio? Li ho dall'inizio, si sa di chi stiamo parlando, dell'ex marito. È l'unica persona che ha sempre cercato di contrastare, di minimizzare, di cambiare versione, di nascondere tante cose. Lui conta bugie, sempre, sempre, sempre. Il momento economico per me è importante e difatti lui adesso percepisce la reversibilità della pensione. Ci vogliono 10 anni per prendere i soldi per la reversibilità, perché se non trovano il corpo. E lui, avendo già 72 anni, non credo che avesse voglia di aspettare altri 10. Mia sorella non si è suicidata, è stata uccisa, prima è stata picchiata e poi con l'avambraccio è stata soffocata. Nella sua perizia emerge che è morta a causa asfissia provocata da terzi. Quando hanno fatto questa super perizia hanno trovato altre lesioni. Io penso così, mia sorella appunto l'hanno bastonata. Il soffocamento penso che è stata presa alle spalle e abbia stretto il collo con il braccio. E così si spiega anche la frattura della vertebra. Lei è stata trovata 21 giorni dopo. Ma dove era 21 giorni? Non era là. E secondo me è morta il giorno 14. Pensa
pensa, è una storia che dice lui. Io posso assicurarti che io non c'entro niente con quello che è successo a Liliana, anzi avrei preferito averla con me che avere la sua pensione. E infatti avresti preferito averla con te, però purtroppo lei se ne voleva andare, quindi tu stavi per perdere sia lei che i soldi. Ti posso assicurare, quello che pensa il fratello sono cose sue. Praticamente sono sollevato dopo questa perizia, i risultati, perché confermano quello che abbiamo sempre pensato. Naturalmente purtroppo mia sorella è morta e quello che mi fa ancora più male è che è stata proprio picchiata, hanno fatto uno scempio di lei, povera, avrà patito tanto e questa perizia non ha fatto altro che confermare proprio quello che io ho sempre sospettato. Dentro di noi lo sapevamo che le cose sono andate così, però certo adesso abbiamo la certezza, però il nostro dolore comunque rimane, perché non è che è una vittoria questa, questo è un punto di partenza, perché ci sono altre cose da chiarire, perché le ha scritti il GIP, le ha chiesto il GIP. Noi siamo stati tenaci, abbiamo sofferto in molti sensi, per molti versi, perché siamo stati anche derisi, c'è stata gente cattiva che ci ha detto di tutto, ma noi abbiamo tenuto duro perché conoscevamo Liliana. E poi io glielo avevo promesso sulla sua bara quel giorno del funerale, le ho detto: Liliana, riprenditi la tua dignità, solo tu puoi aiutarci, devi parlare. E lei, come ha potuto, perché sappiamo come è stata ritrovata, ma lei ha parlato tanto e parlerà ancora. Per quanto riguarda il ritrovamento del corpo, c'è solo una persona che aveva interesse a farlo ritrovare, perché diciamo così, una banda, un balordo l'avrebbe lasciata dove l'ha uccisa, non aveva senso. E per quanto riguarda sentire i familiari, gli amici eccetera, noi sono 3 anni che chiediamo di essere sentiti. Noi abbiamo fatto i nostri sit ancora prima del ritrovamento del corpo. La questura e gli inquirenti adesso dovrebbero sentire gli amici personali di Sebastiano, perché fino adesso abbiamo parlato soltanto noi, ma noi eravamo gli amici e i parenti di Liliana, ma lui ha altri amici di vecchia data che erano presenti anche il giorno del ritrovamento e poi si sono dileguati, altri che hanno avuto a che fare con i suoi soldi perché è stato a casa sua a portarglieli, e anche la persona della Carnia a cui lui ha chiesto la corda per tirare fuori suo figlio. Quindi questi vanno sentiti, perché non sono mai stati sentiti. E ben venga, io non vedo l'ora, perché in questi 3 anni sono venute fuori altre supposizioni, altre indiscrezioni, altre cose che non sono state scritte, perché io per esempio l'ho fatto il 29 dicembre, la mia sit. E quindi, ma guardi, anche oggi, ma quando vogliono, però dico un'altra cosa, lasciamo lavorare i nuovi magistrati, diamo il tempo per esaminare tutto questo dossier enorme. Adesso noi il nostro compito è finito, ci penseranno loro, aspettiamo i 24 punti che rimangono e poi insieme ai nostri avvocati decideremo cosa fare. Adesso è prematuro, noi abbiamo finito. Sebastiano si è opposto all'archiviazione. C'è l'atto, poi ognuno l'ha argomentato in modo diverso sia nella quantità che nella qualità. C'era stata un'opposizione diretta soprattutto a far riesaminare i vestiti, ma non è il problema di chi si è opposto o non si è opposto. Il dato è che questa indagine finalmente dopo 3 anni rimette al centro innanzitutto Lilli con la sua dignità, perché non bisogna mai dimenticare che questa donna era stata innanzitutto umiliata, perché per anni si era parlato di una squilibrata, di una persona che non aveva nessun assetto emotivo e che si andava a suicidare. Questo è il dato. Il fatto che si è opposto Sebastiano è il minimo per un marito. Sebastiano non dovrebbe essere neanche sorpreso di questi risultati, perché il suo consulente, che è un ottimo consulente, un medico legale importante, ha sempre parlato di una donna che era stata pestata, di una donna che aveva subito degli attacchi, dei ceffoni, degli schiaffi. L'ha sempre detto il dottor Barisani,
Quindi tutta questa, diciamo, meraviglia, perché la professoressa Cattaneo ha confermato i dati. Noi eravamo certi di questi dati, perché tecnicamente quel tipo di lesività per morfologia e per distribuzione erano assolutamente incompatibili con una natura accidentale delle stesse. Quindi siamo ad un omicidio puro, siamo ad un omicidio che qualche bestia ha commesso. Adesso l'obiettivo è quello di fare lavorare gli ottimi professionisti della Procura di Trieste, perché purtroppo l'indagine, per una pluralità di ragioni, ha avuto delle difficoltà, però io sono certo che la questura di Trieste e la procura di Trieste, fatta da professionisti importanti, non tarderà a dare delle risposte, perché un gruppo di arzilli pensionati che non appartengono alla criminalità organizzata, che sono il mondo di Lilli, non può e non deve rimanere senza risposte. Quello che mi chiedo invece è quando Sebastiano dice vorrei sentire tutti e qua e là, e ci sono voluti 3 anni per arrivare a questo punto. 3 anni che, bene o male, sia io che i familiari, gli amici, e grazie all'associazione Penelope con l'avvocato Gentile, siamo andati avanti a cercare la verità. Mentre lui non ha fatto niente. Cosa faceva? Riportando le parole della signora Micheli all'inizio, lui rema contro, ha sempre remato contro. Punta il dito su Claudio, ecco, lui punta il dito su Claudio perché non capisco perché, quando proprio Claudio è stato benché analizzato, monitorato in tutto, sia lui che i familiari. Persino l'ex moglie di Claudio. C'è una morta in mezzo dove la dottoressa Cattaneo, perché noi l'abbiamo letta, la consulenza, parla di un omicidio efferato. Rimettete al centro Lilli e dategli dignità a questa donna. È stata uccisa, pestata, asfissia meccanica violenta, è stata prima picchiata. L'ho letta io la consulenza, ma di cosa stiamo parlando? Che io faccio l'avvocato e parlo con cognizione di causa. Come ho parlato per 3 anni, ho scritto 1000 pagine alla procura. Ma veramente stiamo scherzando? C'è una donna che è stata buttata lì come un rifiuto tossico, spazzatura. La posizione di Claudio è sicuramente credibile. Io l'ho detto per 3 anni a Claudio, certe cose non le dovevi raccontare, ma lui voleva essere creduto anche da chi lo stava intervistando, perché noi non è che gli abbiamo creduto subito all'inizio, noi abbiamo messo un po' di tempo, abbiamo sentito i nostri avvocati che cosa ne pensavano, abbiamo aspettato di leggere le sue site. Lui ha sempre raccontato la stessa storia, dal primo giorno che io l'ho sentito al cellulare lui ha sempre raccontato la stessa storia, quindi chi ha mancato di rispetto a Liliana è proprio Sebastiano, perché lui non ha mosso un dito né per cercarla né per venire quando abbiamo chiesto che non fosse chiuso per suicidio, né mai una parola per Liliana. Lui ha solo parlato dei suoi viaggi, delle sue foto. E quando io gli ho detto, ma con tutte queste foto, perché non le metti in giro? Perché non vai per città, nei negozi? Ma subito! Cosa è venuto a fare il 16 a casa mia? Cosa è venuto a fare? A vedere se sapevo qualcosa? Io poi ho scoperto di conoscere Claudio da anni. Erano una ventina d'anni che non lo vedevo più. Ma è il rispetto che lui ha in città. Il rispetto come persona che ancora oggi ha in città. Quindi smettiamola con questo Claudio, smettiamola di dire che è stato lui a dire dov'era Liliana, perché lui è stato chiamato in questura e gli hanno chiesto dove frequentava, scusatemi, i luoghi che più spesso frequentava Liliana. Nel frattempo, come ha scritto il dottor Frezza sul giornale, stavano già organizzando la ricerca nel Boschetto Alto, perché la gente non capisce che questo è un comprensorio grandissimo, con tante casette, con tante case ristrutturate. Loro hanno cercato in basso, nel basso parco, non hanno cercato, e quindi quella mattina, combinazione, avevano già in programma di fare il pezzo sopra, perché quello non era ancora stato visionato.
Quando si parla del boschetto, si parla del luogo dove è stata ritrovata, ma questo comprensorio ha altri boschetti, come ho già detto, ha casette disabitate, recintate, che hanno dei sotterranei dove quando funzionava il posto come manicomio prima di Basaglia c'erano le camere mortuarie, non intendo quelle con i frigoriferi, le porticine eccetera, ma c'erano dei depositi dove i malati quando morivano venivano messi là e poi c'era il comune, perché molto spesso non avevano familiari, che li venivano a prendere. Poi aspettiamo che arrivi il nuovo procuratore a Trieste e chiederemo di essere sentiti indubbiamente. Voglio dire una cosa, il non risultato che adesso è il nuovo percorso che si sta cercando di veicolare, non arriveremo a nulla. Bene, l'Italia è piena di storie senza verità, avete la collega che sta seguendo una delle storie più tristi, senza verità, di verità mobili, di verità parziali, ma è una sconfitta di questo avvocato e dei familiari? Punto interrogativo, o è una sconfitta del sistema? Senza verità, la comunità di Trieste che sa che c'è qualcuno o più persone che senza problemi riescono a picchiare, massacrare una donna e buttarla lì per 21 giorni come se fosse un giocattolo rotto e dorme sonni tranquilli, di chi è la sconfitta? È edificante questo tipo di vicenda? Io credo che ci perdiamo tutti se non si arriva a un risultato. Io penso questo. È vero che la professoressa Cattaneo con il suo team di consulenti in questo momento si esprime per una permanenza del cadavere per tutto il periodo dal 14 al ritrovamento del cadavere. Però questo sarà uno dei temi che saranno sicuramente oggetto di molta approfondita valutazione anche dai nostri tecnici, perché noi non crediamo al fatto che il cadavere sia stato là. Machine, machine, tin, tin, tin. Machine, machine, tin, tin, tin. Machine, machine, tin, tin, tin. Machine, machine. C'est Romagny. Oh che sei, che sapo qua. Machine, machine, tin, tin, tin. 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 Damn it Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.